Il decreto ministeriale con cui il governo assegna la paternità di un dolce straordinario per la fama che ha meritatamente conquistato nel mondo, chiamato tiramisù, al Friuli Venezia Giulia, è diventato quasi un caso politico. C'è stata anche un'interrogazione al Ministero delle Politiche Agricole da parte del senatore padovano Franco Conte, sostenuto dall'atteggiamento deciso del governatore del Veneto Luca Zaia, che parla di scippo e vergogna e che, da buon trevigiano, sa quanto la sua terra sia responsabile della nascita e diffusione della delizia pasticcera. Pure tra accademie della cucina regionali è scoppiata la polemica per una mossa giudicata inopportuna, soprattutto perché proprio Treviso si prepara alla giornata del tiramisù il prossimo 1° ottobre, mentre un mese dopo accoglierà addirittura i campionati mondiali del tiramisù, con 450 partecipanti provenienti tra gli altri da Cina ed Africa. Treviso, dove un ristoratore ha addirittura annunciato la volontà di creare un museo dedicato al tiramisù e al prosecco. Va detto però che nel capoluogo della Marca manca il registro degli usi e costumi tradizionali che poteva servire proprio in casi come questi. È come se ci intestassimo il prosciutto di San Daniele, ha chiosato il presidente veneto Zaia, ma il Friuli Venezia Giulia aveva chiesto ed ottenuto la registrazione del tiramisù tra i PAT, i prodotti agroalimentari tradizionali, mentre l'Accademia della Cucina del Veneto si era limitata nel 2010 ad una registrazione notarile, consegnando alla regione 2 anni dopo i documenti necessari. Inoltre il Ministero, in una nota, ha fatto sapere che anche il Veneto può seguire l'iter dei vicini regionali ed ottenere il medesimo risultato, al che Zaia ha replicato con l'intenzione di richiedere la IGP, cioè l'indicazione geografica protetta. Come dire, la dolce polemica resta comunque aperta.